Una chiesa gremita, forse più degli anni scorsi. In tanti, infatti, non hanno voluto mancare all'ultima messa che il cardinale Angelo Scola, nominato arcivescovo di Milano, ha presieduto in occasione della festa del Redentore. Proprio da questo pulpito per anni il patriarca ha pronunciato le sue omelie più dense e ricche di spunti per l'attualità. Discorsi su temi fondamentali per la vita personale e comunitaria, diventati poi occasioni di dibattito e confronto ad ampio raggio, dalla riflessione sulla speranza a quella sul meticciato di civiltà, dalla proposta di una nuova laicità alla libertà di educazione, dal rapporto tra anima e scienza alla famiglia italiana come fattore di progresso, dall'umana sofferenza al bell'amore. Quest'anno, davanti ai fedeli e alla presenza delle congregazioni del clero, dei parroci e delle autorità cittadine, il cardinale Scola ha colto l'occasione per riprendere e rilanciare i temi della recente visita del Santo Padre a Nord-Est. Il Papa ci ha richiamato alla conversione e ce l'ha indicata come una condizione imprescindibile per far rifulgere la bellezza dell'essere una Chiesa aperta e, gli ha detto, esemplare, capace di autentica amicizia evangelica. Ebbene, io voglio ridire, come il Papa ha detto a noi, che questa amicizia evangelica ha una forte fecondità civica, perché la festa del Redentore tiene insieme le due dimensioni, quella religiosa e quella civile, vuole fare unità. I nostri padri vivevano questo in unità. L'attraversamento del ponte era una processione ordinata. L'amicizia civica chiede di edificare una città serenissima, come l'ha definita Benedetto XVI, con una frase delicata ma che noi veneziani dobbiamo sentire in tutta la sua forza: una città serenissima che non riduca il Vangelo a un puro contorno all'interno della bandiera cittadina. La singolare festa del Redentore di quest'anno allora si fa potente stimolo per imparare Venezia e la sua vocazione all'interno di tutto il Nord-Est e non solo di essa. La città serenissima, ha detto il Papa, può aiutare la progettazione dell'oggi e del domani di questa grande regione. Il patriarca si è poi soffermato sulla crisi, sul periodo di transizione che sta vivendo il nostro paese e sulla necessità di una riforma in senso etico del mercato a partire da un vero rinnovamento antropologico. A questo proposito il cardinale Scola, pensando anche al dramma della situazione occupazionale presente anche a Venezia e nel Nord-Est, ha annunciato la creazione di 2 speciali organismi diocesani. Sono lieto di comunicare che i giorni scorsi ho formalmente istituito le prime 2 unità di lavoro per la transizione, una per il litorale e l'altra per la città lagunare. Di cosa si tratta? Si tratta di 2 organismi che non sono nati a tavolino, ma sono l'esito di un lungo lavoro della Chiesa veneziana e dei responsabili pastorali di questo ambito all'interno della polis. Con preciso riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, le unità di lavoro per la transizione intendono mettere in collegamento persone che operano negli svariati ambiti della società civile, di ogni credo, sia religioso che politico, in vista di un confronto e di una azione aperta a tutti. Se questo dunque si può già considerare come un primo momento di saluto tra il cardinale Scola e Venezia, quello ufficiale avverrà a settembre e sarà declinato in 2 distinte occasioni: l'incontro con le autorità civili lunedì 5 settembre al Teatro La Fenice e la solenne concelebrazione eucaristica di mercoledì 7 nella Basilica di San Marco.